Novità in arrivo per lo stadio Seneto di Agrigento da parte della giunta Miccichè. In una riunione richiesta da una delegazione di tifosi dell'Akragas tenutasi lo scorso 17 dicembre al comune insieme al sindaco Miccichè, avevamo comunicato la decisione già presa nel luglio scorso di autorizzare il dirigente del settore ad avviare le procedure di affidamento in concessione allo Stadio Seneto. Chi parla è l'assessore allo sport Costantino Ciulla, che in una sua nota stampa afferma come martedì 3 gennaio, infatti, nella prima seduta di giunta comunale del nuovo anno abbiamo formalizzato il tutto con le delibere numero 2 e 3. La prima per l'appunto riguarda lo Stadio Seneto, afferma l'assessore Ciulla, per il quale ormai da tempo se ne invoca l'affidamento alla società dell'Akragas. La seconda riguarda invece il campo di calcio di Fontanelle. Tale determinazione, sulla scorta del regolamento comunale in vigore per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi, considerate le oggettive difficoltà in cui versa l'ente comune in termini di risorse umane nonché economiche, è volta ad azzerare i costi di gestione degli impianti e renderli più efficienti, affidandoli a privati dietro il pagamento di un corrispettivo. È opportuno ribadire che i relativi bandi di gara verranno predisposti dal dirigente e seguiranno le procedure previste dal decreto legge 50/2016, codice degli appalti pubblici, e saranno, conclude Ciulla, accessibili a tutti coloro che abbiano interesse a gestire gli impianti e siano in possesso dei requisiti richiesti. Intanto sempre l'assessore Costantino Ciulla interviene in merito al caso sollevato ieri dal Codacons di Agrigento sul mancato utilizzo della piscina comunale di Villaseta, affermando come il terreno in cui si trova la piscina comunale di Villaseta lo scorso fine settembre è passato dal demanio al comune di Agrigento. Prima di Natale, continua Ciulla, il terreno è stato accatastato. Stiamo lavorando alacremente per sistemare le ultime pratiche per restituire nei giorni di qualche settimana in piscina agli utenti, dice l'assessore Ciulla. Subito dopo le feste incontreremo i gestori tramite l'ufficio tecnico. Nei mesi scorsi il sindaco Francesco Miccichè, afferma l'assessore, aveva firmato l'ordinanza che disponeva, dopo una legge del 1966, la trascrizione al favore del comune del terreno dove è stata costruita la struttura a adempimento propedeutico al fine di accatastare l'immobile e sostituire la caldaia non funzionante con un nuovo impianto. Da parte nostra l'auspicio che al più presto la piscina venga riaperta agli utenti.